noi avremo il nostro candidato e quindi tutti coloro che vorranno sposare ideali, obiettivi e valori sono aperti a sedersi a questo tavolo. 24 ore dopo le parole di Luca Zaia, che hanno infiammato anche la politica nazionale, tocca a Mario Conte ribadire il concetto: la Lega è pronta, anzi prontissima, alla corsa in solitaria. Speriamo possa essere Zaia, perché c'è questo vizio normativo che oggi impedisce ai presidenti di regione e ai sindaci, poche decine di sindaci a livello nazionale, di candidarsi per il terzo mandato. Ricordo che tecnicamente il mandato ti viene dato dai cittadini. Qui viene impedito anche di presentare la propria proposta ai cittadini, proprio per una norma. Se così sarà, noi comunque la nostra partita la faremo. Ma proprio sul nodo del terzo mandato gli alleati vogliono fare chiarezza. Oggi c'è il limite del mandato e c'è un limite del mandato voluto dalla Regione del Veneto, voluto da questa maggioranza, e mi permetto di sottolineare, voluto dal partito di maggioranza relativo in Consiglio regionale, cioè la Lega. Il tema deve partire da questo, altrimenti sembra che il governo di centrodestra, che è lo stesso governo in termini di coalizione politica, che è quello che governa il Veneto, si sia messo ad attaccare il presidente della Giunta regionale del Veneto, Luca Zaia. Non è così, la legge dice 2 mandati e basta. Insomma, una decisione boomerang. Zaia sbaglia a personalizzare, dice il coordinatore regionale meloniano Luca De Carlo. Su questo c'è piena convergenza con Forza Italia. Non bisognerebbe mai personalizzare le situazioni politiche né personalizzare le leggi, cioè pensare o sperare di modificare una norma nel momento in cui questa norma serve a te. Questo ha detto Luca De Carlo, ma lo condivido. Mi sembra più quasi un'ultima spiaggia, sembra più quasi richiamare un contesto elettivo ad personam, cioè siccome interessa a me deve essere sbloccato.